Amici di Fanner, benvenuti al Circolo Sportivo Ciriaci, nona giornata di Serie A2 di calcio a 8. Si affrontano la Falegnameria Colangelo e lo Steaua 2005. Gallusso che serve come sempre in mezzo al campo la spada. Partono tutte da lui le azioni della Falegnameria. Ora è solo per il numero 9 il sinistro! Il vantaggio della Falegnameria Colangelo con Giacca. Palla ancora a cercare Giacca, un controllo incredibile, tenta il destro, fermato dal difensore, ma c'è ancora Falegnameria Colangelo per Giacca che può tentare con il destro! La doppietta di Giacca, indemoniato questa sera, il raddoppio della Falegnameria Colangelo. Si riparte con il 2-0, subito il tentativo da centrocampo di Sotrocan che prova il sinistro a cercare il numero 10 che fa la sponda, il destro! Parte in questo momento, il pallone è lungo a cercare e a trovare, diventa un assist per il numero 9, un gol pazzesco di Giacca, la tripletta con un dolcissimo pallonetto al quarto minuto. 3-0 per la Falegnameria Colangelo. Qui perde un brutto pallone, però c'è Sotrocan con il destro ed il palo della Steaua 2005. Il capitano Fantauzzi. Ancora Giacca qui fermato dal numero 13 Luzza, è pronto dopo aver sistemato la sua barriera e parte in questo momento la spada. No, invece parte Giacca a sinistro! Pallone a casa e anche di più, quarta rete per la Falegnameria Colangelo e quarta rete di Giacca del gol bellissimo poi con il pallonetto di Giacca. Ancora un gol pazzesco per la rimessa di Fantauzzi con il tacco, trova il 5-0 la Falegnameria Colangelo della squadra di casa con i 4 gol di Giacca ed il tacco de Dios di Petrucci. Attenzione, ora c'è l'autorete del numero 3 giusto sull'incursione di Lisniuk, ma non c'è più tempo. Finisce in questo momento il match. Falegnameria Colangelo batte Steaua 2005 5-1. Chi l'avrebbe detto a inizio gara che Davide avrebbe battuto Golia? È stata una bella partita, la prima volta che gioco qui, questo campionato, e sono contento. Penso di proseguire questo campionato. Faccio a tutti i complimenti, in particolare al bomber Giacca che ha fatto 4 gol, complimenti a lui. Continuiamo così, che devo dire.